pomeriggio a tutti. Benvenuti e grazie per la vostra partecipazione a questa cerimonia inaugurale della 17ª edizione di Terre dei Dogi in Festa. Prende ora la parola, in rappresentanza della città metropolitana di Venezia, il consigliere delegato, dottor Alberto Canciani, il quale porterà i saluti del sindaco, dottor Luigi Brugnaro. Buongiorno a tutti, fa estremamente piacere essere qui, porto i saluti della città metropolitana di Venezia, del sindaco Luigi Brugnaro. Devo dire che il colpo d'occhio è veramente molto bello, siete tantissimi e devo dire che questa festa per me che sono concordiese la sento molto. Ecco, siamo arrivati alla 17ª edizione e con 2 capisaldi, il forte richiamo sicuramente a Venezia e anche l'altro caposaldo, ovvero le grandi proprietà terriere, il nostro territorio che dava e dà ancora tantissimi frutti. Mi fa molto piacere anche rivedere le casette in centro che nell'immaginario collettivo sicuramente era il ricordo di questa festa, no? In primis, ma devo dire che anche Portogruaro, lasciamelo dire Claudio, ogni tanto qualche festa la fa anche bene, non solo Concordia, lasciatemelo dire, quindi complimenti sicuramente alla città di Concordia, alla città di Portogruaro, al commissario Lita, e devo anche ringraziare tutti gli organizzatori, nonché le aziende vitivinicole, i ristoratori, e quindi non posso far altro che dirvi buona festa, grazie. Prende ora la parola il commissario straordinario della città di Portogruaro, dottor Iginio Lita. Grazie. Buongiorno a tutti. In veste di commissario straordinario della città di Portogruaro, che mi sento onorato di rappresentare, porgo un saluto a tutte le autorità civili e militari, un particolare saluto ai signori sindaci, i sindaci con cui lavoriamo spessissimo, ci riuniamo spesso perché la realtà, diciamo, di tutta questa zona e i problemi relativi si possono realizzare lavorando in squadra. E devo dire che c'è una squadra dei sindaci qui che sono qui rappresentati ed è importante perché oltre che sindaci loro hanno un rispetto e un'attenzione anche per il commissariamento e quindi per me come commissario, dato che in questo momento, come sapete, il comune di Portogruaro, l'attività viene gestita dal commissario straordinario. Devo ringraziare le rappresentanze delle associazioni che hanno organizzato con noi questo evento, le associazioni, le istituzioni scolastiche. I ragazzi prima si sono esibiti e hanno dato veramente prova della capacità degli insegnanti e della bravura. Un saluto ai cittadini portoguaresi e se permette al Doge e tutta la sua corte, che è mezza Venezia, diciamo, quindi è venuta con una bella corte da Venezia. Ma devo dire con molta, sono molto contento, il Presidente della Regione, dottor Luca Zaia, ha mandato un messaggio di saluto a voi indirizzati. Voglio tuttavia con la lettera dare il mio plauso ed estendere a tutti coloro che a vario titolo hanno animato la macchina organizzatrice con passione e competenza, dedizione e voglia di fare. L'impegno così profuso consegna al territorio una manifestazione che sin dal suo titolo costituisce un vero e proprio percorso alla riscoperta della storia di Portogruaro, città simbolo per gli orizzonti culturali identitari del Veneto orientale. Esprimo inoltre la mia soddisfazione per la scelta di animare le vie cittadine di molteplici iniziative, accumulate tuttavia dalla medesima volontà di promuovere il territorio e tutte le sue peculiari eccellenze e suggestioni storico-artistiche. Non posso esimere infine dal notare la cura rivolta anche ai più piccoli, la sensibilità dimostrata
che fa sì che Terre dei Dogi sia a tutti gli effetti una festa rivolta a ogni età. Augurando un meritato successo alla 17ª edizione, voglio ricevere il mio cordiale saluto ed estenderlo a tutti i partecipanti, che auspico possa accorrere numerosi. Dottor Lugo Zaia, direi un applauso per il Presidente e devo dire ha tenuto a dare il messaggio a voi e fare i complimenti alle organizzazioni. Oggi siamo qui per inaugurare la 17ª edizione dei Terra dei Dogi in Festa, un appuntamento che nella città di Portovaro è molto sentito e la vostra presenza lo dimostra, e nasce per celebrare le eccellenze enogastronomiche di questo territorio. Una festazione ovviamente di spessore e di qualità che sa coniugare momenti di festa con momenti culturali e turistici, mettendo in risalto una città e il suo comprensorio ricco di cultura, storia, tradizioni, bellezza artistica ed ambientale. Attraverso un ampio programma di iniziative, l'approfondimento di temi di attualità, attività di intrattenimento per ogni età, momenti musicali, il centro storico quindi appare momento di festa, coinvolgendo tutte le categorie economiche, che ringrazio nuovamente, le associazioni che contribuiscono all'uscita dell'evento e ringrazio sentitamente. Ma è importante questa iniziativa perché c'è una sinergia tra pubblico e privato. Le istituzioni che hanno lavorato col privato. In un mese è stata organizzata questa cerimonia e questa iniziativa e manifestazione. Dal momento che sono arrivato ci sono state tutta una serie di procedure e ovviamente amministrative e sono partiti tutti. E si dimostra che quando c'è sinergia tra pubblico e privato le cose si realizzano. E desidero ringraziare anche la Fondazione Musicale Santa Cecilia e il museo. Devo dire che le scuole, ne ha parlato il Presidente della Regione, quindi soltanto un mio ringraziamento di nuovo ai genitori, ai ragazzi e ovviamente a voi tutti cittadini. Ma devo ringraziare anche, dato che entriamo in un tema un po' più di mia competenza, le forze dell'ordine. Vedete, le forze dell'ordine qui garantiscono la sicurezza, ma soprattutto in questa città i momenti difficili sono sempre presenti. Un ruolo importante è per contribuire alla sicurezza che ha vari aspetti. Ripeto, è un po' un tema che il commissario deve in particolare curare in questo momento di gestione. La sicurezza può avere vari aspetti e devo dire che, su richiesta anche di voi che mi avete prima giustamente fermato per parlare e conoscermi, è importante soprattutto adesso pensare a una specie di sicurezza importante, la sicurezza sulle strade, e devo dire che grazie anche ai tecnici del Comune prossimamente inizieranno dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade della città, perché la sicurezza non riguarda soltanto voi cittadini, e questo mi collego all'evento, ma è un biglietto da visita della città per i turisti. Noi nel prossimo anno dobbiamo dire anche ai turisti che vengono, speriamo sempre di più, che la città di Portovaro avrà anche quel ruolo non soltanto dal punto di vista culturale ma anche del territorio, e quindi a questo punto noi dobbiamo lavorare anche in questo senso, soprattutto in questo periodo. La sicurezza è importante perché il turismo ha bisogno anche di questo e voi meritate anche di più di quello che stiamo facendo. Ovviamente la ditta ringrazio che ha curato la realizzazione tecnica. Se permette io vado fuori un po' dalle righe, un collega di Verona che è venuto qui a salutarvi e lo ringrazio con la moglie, e tutto il personale del comune di Portovaro che con serietà ha organizzato, e la polizia locale che veramente è sempre presente, e ringrazio di questo. Se permettete, io oggi ho fatto un discorso un po' che ogni tanto va fuori dalle righe, ma è giusto in questo momento anche di spensieratezza invitare tutti a rivolgere un pensiero di vicinanza alla popolazione dell'Emilia Romagna, duramente provata in questi giorni, nonché alle forze armate che sono presenti qui, che ringrazio, con le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e i volontari che operano, e li ringraziamo per l'attività di soccorso.
Rivolgo un particolare saluto ai volontari della protezione civile del distaccamento di Portuguaro e della zona del Portuguarese che attualmente prestano soccorso a Brisighella in provincia di Ravenna. Io direi un applauso. I rappresentanti di questa zona lavorano a Ravenna e dimostrano non solo un senso di altruismo ma anche un'efficienza e soprattutto portano la solidarietà delle nostre zone. A nome di tutti i sindaci ne ho parlato giorni fa e ho detto che di portare la solidarietà di tutti noi, perché in questo momento noi siamo tutti una forza e siamo tutti unità. Con l'auspicio che questi 3 giorni di festa trovino il gradimento e la spensieratezza di portoguaresi e degli ospiti che frequentano le nostre strade, le nostre piazze e rendono più viva una città ospitale e accogliente come Portoguaro, dichiaro ufficialmente aperta la 17ª edizione della Terra d'Oggi. Buona festa a tutti!